Nuovo record di contagi in regione, sono 4.651 e di persone in isolamento oltre 40.000, 1 su 30. Ai cittadini positivi si sommano poi quelli costretti a casa perché in quarantena. Clienti aggressivi in cerca delle risposte che non ottengono dai dipartimenti di prevenzione. Cresce il malumore dei farmacisti della regione che attendono anche indicazioni dalla regione sui tamponi gratuiti per gli studenti. Decimati gli autisti del trasporto pubblico locale perché senza Green Pass malati o infortunati saltano le corse di bus e corriere. Sull'FFP2 obbligatoria interviene Pizzimenti, esclusi scuolabus per scuola d'infanzia e primarie. Iniziate a Manzano le somministrazioni delle terze dosi ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni ad accompagnarli i genitori che raccontano: lo abbiamo fatto per proteggere i nostri figli. Il nostro telegiornale in friulano si arricchisce di una nuova rubrica, Gnovis dal Mon. L'obiettivo è di creare una rete di informazioni a due vie tra friulani residenti in regione e quelli che vivono all'estero. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Ancora record per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, non solo relativamente ai nuovi contagiati che oggi sono 4.651, ma anche per quanto riguarda le persone che si trovano in isolamento. Oggi sono oltre 40.000 in Friuli Venezia Giulia e alle 40.000 persone dunque risultate positive che si trovano in isolamento vanno poi aggiunte le persone entrate in contatto con persone contagiate costrette a casa in quarantena. Numeri sempre più importanti, quelli che interessano il Friuli Venezia Giulia, che vedete riassunti in questa tabella che segnala anche nella giornata di oggi 6 vittime con Covid. Su questi numeri e anche sulle conseguenze per l'attività degli ospedali torneremo più avanti nel corso del nostro telegiornale. Ora la nostra attenzione si concentra sulle farmacie perché cresce il malumore dei professionisti che vedono arrivare ai banconi sempre più persone aggressive in cerca di quelle risposte che non riescono ad ottenere, ad esempio, dai dipartimenti di prevenzione. Ormai è un po' il caos e i professionisti, tra l'altro, sono anche in attesa di indicazioni da parte della Regione su come procedere per quanto riguarda i tamponi gratuiti agli studenti di superiori e medie che sono stati introdotti dall'ultimo decreto anti-Covid, ma che per il momento, a 3 giorni dall'inizio della scuola, restano solo sulla carta. Al ritmo di 4.000 contagi al giorno, con i dipartimenti di prevenzione che non riescono a gestire il flusso quotidiano di chiamate e mail e con i medici di base che spesso non sanno come districarsi tra visite e telefonate, i cittadini sempre più spesso si rivolgono alle farmacie per cercare di trovare risposte a domande e dubbi che altri non riescono a risolvere. E così tra i professionisti crescono disagio e malumore, anche perché i cittadini che si presentano al bancone o telefonano non di rado sono esasperati ed aggressivi verbalmente. 4.000 contagi al giorno si traducono in altrettante persone che attendono di essere contattate dal Dipartimento di Prevenzione per ricevere indicazioni sull'isolamento e sui tamponi da effettuare. 40.000 cittadini in isolamento, tanti sono oggi, faranno ad un certo punto un tampone che risulterà negativo e in quel momento cominceranno ad attendere la comunicazione di fine isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione. Quando la telefonata non arriva, magari dopo 2 o più settimane, durante le quali si è rimasti chiusi in casa, la tensione cresce e spesso sfocia in sfoghi con il farmacista di fiducia. Sono risultato positivo ad un test fai da te, cosa devo fare? Sono contagiato ma nessuno mi ha contattato, come mi muovo? Sono solo alcune delle domande che si sentono porre i professionisti. Al bancone arrivano anche persone per la prenotazione del vaccino, che reagiscono male quando sentono che il siero non è quello che avrebbero voluto. Tante altre chiedono di anticipare l'appuntamento per l'inoculazione. Poi ci sono persone che, pur avendo concluso il ciclo vaccinale, non ricevono il Green Pass. A tutto questo, senza naturalmente contare l'attività ordinaria, si aggiungono i tamponi che vengono effettuati in 200 farmacie della regione.
In questa fase i test effettuati per il dubbio di essere positivi o perché si è entrati in contatto con una persona contagiata superano quelli eseguiti dai non vaccinati per ottenere la certificazione verde. I farmacisti del Friuli Venezia Giulia poi attendono comunicazioni ufficiali dalla Regione anche sui tamponi da effettuare gratuitamente per gli studenti. Il nuovo decreto anti-Covid infatti ha introdotto fino al 28 febbraio per gli studenti delle scuole medie e superiori in regime di autosorveglianza la possibilità di effettuare gratuitamente i test rapidi in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate a seguito della prescrizione medica. Per gli alunni delle primarie invece i test continuano ad essere effettuati nelle strutture del servizio sanitario. A 3 giorni dalla ripresa delle lezioni questa possibilità resta solo sulla carta. Torniamo ora ai numeri con la variante Omicron che imperversa e incide, come dicevamo, sul numero di contagi e anche sugli isolamenti, ma pure sull'attività degli ospedali. Il prossimo servizio. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha deciso di sospendere tutta la chirurgia per liberare personale da impegnare nei reparti Covid. A comunicare la decisione è la stessa azienda che già nei mesi scorsi aveva ridotto l'attività operatoria del 40%. A incidere le 350 assenze tra i 150 positivi e i 200 operatori sanitari non vaccinati. Resta attiva la chirurgia per le urgenze ed emergenze, la traumatologia e la chirurgia oncologica indifferibile. I dati del contagio, come conferma la Regione con il vicepresidente Riccardo Riccardi, a livello regionale sono in crescita per un totale di 4.651 positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40, in deciso aumento, di cui 35 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 351. Il contagio riguarda soprattutto la fascia 0-59 anni. 6 i decessi, la più giovane una donna di 68 anni per un totale che ha superato i 4.300 morti dall'inizio della pandemia. Le persone attualmente in isolamento sono 40.364. Qual è la situazione nelle scuole con le nuove regole che riguardano quarantena e DAD, ma anche con le prime sospensioni degli insegnanti? Per cercare delle risposte siamo entrati in quella scuola che conta il maggior numero di studenti in Friuli Venezia Giulia, il Malignani di Udine. 120 ragazzi positivi su 2.750, 4 classi in DAD su più di 100, 8 insegnanti su 400 sospesi perché non vaccinati. Sono numeri tutto sommato contenuti, quelli dell'Isis Malignani. Il dirigente Andrea Carletti teme però che i problemi nasceranno con l'eventuale passaggio in arancione della nostra regione, con la riduzione della capienza dei mezzi di trasporto e così la necessità di alternare i ragazzi tra presenza e didattica a distanza. Adesso riprendiamo dopo le vacanze natalizie, riprendiamo con un nuovo picco di emergenza pandemica. La situazione al Malignani è una situazione contenuta, i dati di oggi sono stabili rispetto a quelli dei giorni precedenti, cioè abbiamo circa 120 ragazzi positivi che quindi sono a casa, abbiamo 113 ragazzi in quarantena su un numero di 2.750 allievi. Abbiamo 4 classi in DAD su un totale di 117. Noi abbiamo circa 400 dipendenti nella scuola. Sono 8 gli insegnanti che sono stati sospesi per mancanza di vaccinazione e 3 unità di personale non docente. Mettere 2 settimane di chiusura da qualunque servizio scolastico, secondo me era una cosa che diventava utile per le scuole perché riuscivano a programmare diversamente la loro organizzazione interna, ma non era utile per l'utenza, per le famiglie. Sono al corrente di tantissime famiglie con bambini piccoli che hanno la necessità della scuola per poter andare al lavoro, per poter organizzarsi una vita normale. Tra pochi giorni possiamo diventare arancioni, entriamo in zona arancione e questo cambia alcuni parametri importanti. I ragazzi pendolari vedranno ridotti i posti a disposizione sulle corriere. Dico ecco che in questo caso dovremo attuare una didattica mista, alcuni a scuola e alcuni a casa, e questo comporterà uno sforzo tecnico non da poco.
C'è un altro tema che riguarda le scuole e che è quello delle mascherine FFP2 che diventano obbligatorie in classe nel momento in cui vi siano più studenti, risultati positivi. Il commissario Figliuolo aveva annunciato l'arrivo nelle scuole di questi dispositivi che però ancora non si vedono. Così, ad esempio, all'Isis Malignani di Udine è stato deciso di acquistarne a proprie spese oltre 15.000. E a proposito di trasporti ed FFP2, il punto della situazione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stato fatto oggi in videoconferenza, è intervenuto anche l'assessore regionale Pizzimenti. Che cosa emerge? Che sono decimati gli autisti del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Nell'Udinese su 242 operatori 13 sono senza Green Pass, 57 in malattia o in infortunio. La conseguenza è la soppressione di 86 corse urbane e di 152 extraurbane. In area giuliana su 595 conducenti 7 sono privi di certificazione verde, 62 in malattia o infortunio. Cancellati per questo 512 tragitti di rete urbana. Nel Goriziano 5 gli autisti senza Green Pass, 24 in malattia o in infortunio, con 73 corse soppresse. Nel Pordenonese, infine, su un totale di 289 conducenti, 33 risultano assenti. In ambito urbano nessuna corsa è stata annullata, mentre è stato soppresso il 3% dei percorsi fuori città. Questi dati, fa sapere l'assessore Graziano Pizzimenti, sono indicativi di una situazione in continua evoluzione. Invitiamo pertanto a consultare il sito internet di TPL FVG per conoscere in ogni momento i percorsi che vengono via via cancellati. Peraltro l'assessore Pizzimenti oggi è tornato sull'obbligo di FFP2 sul trasporto pubblico locale, precisando che l'obbligo non riguarda gli scuolabus gestiti dai comuni per le scuole dell'infanzia e primarie. Sono iniziate oggi le vaccinazioni nel nuovo hub di Monfalcone che è stato allestito nello stabilimento di Fincantieri. Sostituirà il precedente di via Fratelli Fontanot. Prenotazioni intanto già esaurite fino a fine febbraio. Sono iniziate questa mattina alle 9 le vaccinazioni nel nuovo hub di Monfalcone, allestito presso lo stabilimento di Fincantieri. La struttura, che sarà attiva 7 giorni su 7 e rimarrà aperta fino alle 19, sostituirà la precedente nel centro anziani di via Fratelli Fontanot, con una capacità attorno alle 600 dosi giornaliere. Tante le prenotazioni già registrate, tanto che le agende rimarranno chiuse fino al 28 febbraio. Ingressi separati tra utenti e operai eviteranno che i due entrino in contatto. Sì, avevo promesso che entro il 31/12 il centro anziani di via Fontanot sarebbe tornato alla sua funzione originaria, quindi adesso con la sanificazione che è in atto tornerà a svolgere la sua funzione di centro anziani. Ho potuto appurare che l'ambiente, oltre ad essere accogliente e ben organizzato, il Comune ha messo a disposizione i parcheggi, perché era necessario anche che ci fossero dei parcheggi sia per il personale sanitario nella prossimità, ma anche per le persone che devono, ovviamente, che hanno scelto di venire a vaccinarsi. Bisogna investire in sanità, bisognava farlo, probabilmente questo è un insegnamento che tutti abbiamo imparato. Questa è una regione che lo sta facendo. E sono iniziate oggi a Manzano le somministrazioni delle terze dosi di vaccino ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. Ad accompagnarli i genitori che raccontano: lo abbiamo fatto per proteggere i nostri figli. Sta andando molto bene, sono previste 452 vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Data la buona risposta, l'azienda ha deciso di aprire anche per sabato pomeriggio prossimo sempre dei posti disponibili, che sarebbero 462. Perché hai deciso di farlo subito, prenotarsi subito? Per proteggerla. E anche dalla scuola? Dal fatto che è tornata a scuola e magari ci possono essere dei casi all'interno? Sì, anche per quello.
Avete voluto subito fare la terza dose? Sì, così almeno possono andare a scuola nel caso in cui abbiano 2 compagni positivi, c'è tutto questo iter difficile per cui abbiamo preferito vaccinarli subito. Ne ho 2, entrambi volevano farsi vaccinare perché hanno avuto l'esperienza della DAD e non avrebbero mai più voluto ripeterla, e quindi sono stati ben felici di questa cosa e di questa possibilità. Io sono convinto e anche lei era convinta fin da subito, fin dalla prima dose, per cui siamo assolutamente favorevoli. Sì, convinto. Per i primi suo figlio. Sì, ma anche perché scadeva, quindi era meglio approfittare subito. Condannato a 5 mesi a un maxi risarcimento Ugo Rossi, Novax friulano, consigliere comunale a Trieste, ritenuto colpevole dal tribunale per quanto avvenuto all'esterno di un ufficio postale. I dettagli nel servizio. Colpevole, Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste del Movimento 3V, è stato condannato a una pena di 5 mesi con la condizionale e a un risarcimento di 2.500 euro per quanto avvenuto il 21 settembre a San Giovanni. Il consigliere, all'epoca candidato sindaco, era intervenuto davanti a un ufficio postale dove alcune persone erano state allontanate perché non indossavano la mascherina. Rossi si era presentato con tanto di megafono che aveva usato per arringare i presenti, ma troppo vicino a un carabiniere che aveva subito delle lesioni al timpano. Ne era nata una colluttazione con lo stesso Rossi che aveva opposto resistenza. Il consigliere era stato processato per direttissima, il PM Pietro Montrone aveva chiesto 1 anno e 6 mesi di reclusione, ma il giudice Camillo Poilucci ha preferito una mano più morbida pur riconoscendo le accuse di resistenza, pubblico ufficiale e lesione aggravata. Non è previsto che Rossi decada da consigliere. Il diretto interessato ha fatto una diretta Facebook parlando di comportamento inaccettabile perché il suo avvocato, Giuseppe Turco, non è stato fatto entrare in tribunale perché senza Green Pass ma con esenzione. È stata comunque annunciata la volontà di fare appello. Rimaniamo ora a Trieste per alcuni aggiornamenti sulle indagini che riguardano le 2 vittime in città. Ali Kashim resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari, Marco Casavecchia, ha convalidato il fermo dei carabinieri del giovane di 21 anni che ha ammesso, al secondo interrogatorio, di essere lui l'autore dell'omicidio del ragazzo di 17 anni, soffocato con un laccio nel sottoscala del palazzo di via Rittmeier 13 a Trieste. Il movente è legato alla gelosia di Kashim perché il 17enne di origine serba aveva iniziato a frequentare la sua ex di 20 anni. I due in realtà si conoscevano da tempo, ma questo non ha fermato la furia omicida del più grande, ora accusato dai carabinieri di omicidio volontario premeditato. Proseguono anche le indagini per stabilire come sia morta Liliana Resinovic dopo la conferma di ieri della procura circa l'identità del corpo rinvenuto il 5 gennaio nel parco dell'ex OPP nel rione di San Giovanni, dove la donna viveva a Trieste. Il marito, Sebastiano Visentin, ha nominato l'avvocato Paolo Bevilacqua come difensore di fiducia. Al momento per la vicenda non risultano indagati. Visentin, precisa Bevilacqua, ha nominato un legale in quanto persona offesa. È stato inoltre nominato, sempre oggi, un medico legale di parte, Raffaele Barisani, che ha già preso contatti con il medico legale della procura con cui si relazionerà per ogni valutazione al riguardo. L'omicidio di Marcella Boraso, uccisa a martellate a Portogruaro nel 2020, torna in corte d'assise a Udine. Oggi in aula anche Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma. Omicidio di Portogruaro e scontro in tribunale a Udine tra ex investigatori del RIS di Parma. Luciano Garofano, ex comandante del reparto dei Carabinieri, noto anche per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Quarto Grado, è intervenuto nell'udienza di oggi nel processo in corte d'assise per l'omicidio di Marcella Boraso, uccisa a martellate nel bagno di casa la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. Accusati del delitto sono Vail Boulayed, di 23 anni, e Mohamed Rabid, 22 anni, entrambi marocchini. Garofano ha parlato in qualità di consulente tecnico dell'accusa. L'ex comandante ha definito più attendibili le dichiarazioni di Boulayed, che aveva confessato il delitto chiamando in correità l'altro imputato, rispetto a quelle rese da Rabid, il quale aveva negato un suo ruolo nel delitto. Opposte le conclusioni del consulente della difesa Rabid, il biologo forense ed ex ufficiale del RIS Pasquale Linarello, che ha escluso la presenza del 22enne nel bagno al momento dell'omicidio. La procura di Pordenone ha richiesto di rinviare a giudizio per omicidio stradale 2 persone. Vediamo.
2 richieste di rinvio a giudizio per omicidio stradale, questa l'istanza della Procura di Pordenone al GIP del Tribunale del capoluogo della Destra Tagliamento per 2 diversi fatti. La prima richiesta di azione penale riguarda un cittadino italiano residente a San Fiori, in provincia di Treviso, che il 1 marzo 2019 causò la morte dell'imprenditore in pensione Guido Basso, 90enne residente a Prata. L'anziano, fondatore di una ditta di autotrasporti, fu investito da un auto articolato all'esterno della sua casa di via Fornaci. L'uomo alla guida lo travolse in retromarcia senza essersi accorto della presenza di Basso, finito sotto l'asse posteriore del mezzo, trascinato per alcuni metri e morto per lo schiacciamento del torace e fratture vertebrali. Per la procura, guidata da Raffaele Tito, ci fu colpa da parte dell'investitore e per questo è stato richiesto il processo a suo carico. Richiesta di rinvio a giudizio anche per un cittadino rumeno di 28 anni che il 14 marzo scorso a Caorle, pur senza aver mai conseguito la patente, era alla guida della sua auto e andò a sbattere contro un pick-up dopo aver invaso la corsia. A seguito dell'incidente perse la vita la sua compagna, Cristina Durac, di 26 anni, che era al suo fianco, in stato di gravidanza e senza le cinture allacciate. Oltre che per la donna, non ci fu nulla da fare neanche per la creatura che portava in grembo. A causa delle gravi condotte del guidatore, la procura, che ha raccolto numerosi indizi a suo carico, ritiene che ci siano gli estremi per una condanna per omicidio stradale. Ora, su entrambi i fatti, dovrà esprimersi il GIP di Pordenone. Una tentata rapina al supermercato per 17 euro, costa cara a un ivoriano di 28 anni, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione. Aveva cercato di portare fuori da un supermercato udinese 17 euro di generi alimentari, ferendo la guardia giurata. Patteggia 2 anni e 4 mesi di reclusione. È la pena inflitta dal GUP del Tribunale di Udine Matteo Carlisi a un 28enne ivoriano residente a Basiliano. Stando le accuse, lo scorso settembre l'uomo, prelevato dagli scaffali del supermarket alcuni prodotti e messi nel carrello, ha superato l'uscita senza acquisti. La guardia giurata, un bosniaco di 53 anni, ha cercato di fermarlo. L'imputato l'ha colpita con un pugno in faccia e una volta a terra con calcio al costato, procurandogli fratture guaribili in 15 giorni. Quando sono sopraggiunte altre persone, l'uomo, difeso dall'avvocato Mara Del Bianco, ha abbandonato il carrello e si è impossessato del cellulare della guardia. Sarà allestita domani la Camera Ardente in Campidoglio a Roma per David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto nella notte tra lunedì e martedì a 65 anni al centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era ricoverato dal 26 dicembre. I funerali di Stato saranno celebrati venerdì nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma. Intanto le bandiere sventolano a mezz'asta nei palazzi dell'Unione Europea. La prima legge di bilancio, nata sotto il cappello del PNRR, non soddisfa Confindustria Udine, che ritiene ancora poco considerate le esigenze delle imprese. La vicepresidente Anna Mareschi Danieli critica la manovra nel corso di un convegno online, ma auspica che si tratti di una fase di transizione attraverso l'apertura di nuove prospettive che il governo riuscirà a garantire. Le novità della legge nazionale di bilancio tengono in poca considerazione le esigenze delle imprese. Lo hanno rilevato Confindustria Udine, Ordine dei commercialisti ed esperti contabili e Associazione tributaristi in un convegno online organizzato a Palazzo Toriani e seguito da oltre 200 rappresentanti delle imprese del territorio. Per la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, la manovra, nata sotto il cappello del PNRR, ha guardato al breve periodo agli interessi della politica e i nodi evidenziati dalla stessa Confindustria nel corso dell'iter sono rimasti irrisolti, come gli interventi di sostegno agli investimenti innovativi e alla ricerca. Pur non ritenendola soddisfacente, Mareschi Danieli la considera come una fase di transizione attraverso l'apertura di nuove prospettive che il governo riuscirà a garantire. La manovra presenta però alcune luci, come la proroga del superbonus e degli altri bonus edilizi. Per il presidente dell'Ordine dei commercialisti Alberto Camillotti, in sostanza non vi sono grosse novità. La finanziaria proroga agevolazioni e adotta strumenti di correzione a norme già esistenti o ripropone in peius quelle già esistenti a favore delle imprese e della capitalizzazione delle stesse. Attendiamo fiduciosi, ha concluso il presidente dell'Ordine dei commercialisti, che la legge delega sulla riforma del sistema tributario faccia i propri passi.
Poste Italiane con una lettera sta facendo sapere ai sindaci in questi giorni che alcuni uffici postali potrebbero subire una riduzione d'orario a causa della quarta ondata pandemica. I primi cittadini sono preoccupati per i disagi all'utenza e chiedono soluzioni alternative. La morsa del Covid torna a ridurre le attività degli uffici postali. In questi giorni sui tavoli dei sindaci stanno arrivando le lettere di Poste Italiane, firmate dal condirettore generale Giuseppe Lasco, nelle quali si comunica ai primi cittadini la possibilità che gli sportelli sui loro territori possano subire alcune riduzioni d'orario. Un film già visto nel corso delle precedenti ondate pandemiche che preoccupa non poco amministratori e cittadini. Per Poste Italiane la mossa è a tutela della salute delle persone, dipendenti e utenti, ma per i comuni, soprattutto quelli più piccoli, si tratta di un disagio già provato. A sottolinearlo, chiedendo azioni diverse, come maggiori assunzioni a fronte di bilanci con il segno più e l'aumento dei carenti sportelli automatici, è il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmeier, già a capo di una delegazione di primi cittadini nel recente passato per aprire un tavolo di confronto con Poste Italiane, a cui Maurmeier ha scritto una lettera sottolineando la preoccupazione per riduzioni d'orario che spesso durano mesi e vedono amplificarsi le file di persone, in gran parte anziani, fuori al freddo. La questione rimane aperta. Novità a partire da domani e per ogni edizione del giovedì del nostro telegiornale in friulano, che si arricchisce di una nuova rubrica, Gnovis dal Mond. L'obiettivo è quello di creare una rete di informazione a due vie tra friulani residenti in regione e quelli che vivono all'estero per un proficuo scambio di esperienze. La nuova rubrica nasce in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo. Questa veramente è un'occasione unica, io dico un'occasione a due vie. Da una parte per noi friulani far vedere quello che succede nella loro terra e far conoscere l'attualità di ogni giorno a tutti i friulani sparsi nei 160 Fogolas Furlangs nel mondo, ma nello stesso tempo, grazie alla collaborazione con Telefriuli, raccogliere le notizie di quello che fanno i nostri friulani all'estero, no? Al di là dei loro momenti conviviali, ma soprattutto delle attività, delle proposte, per creare questa rete di collaborazione unica per far conoscere a noi friulani quello che siamo, quello che facciamo qua in Friuli, ma soprattutto quello che rappresentiamo all'estero. Attualmente fanno parte della rete dell'Ente Friuli nel Mondo quasi 20.000 friulani che sono iscritti nei 160 Fogolas Furlangs, però di discendenti friulani residenti iscritti all'AIRLE sono quasi il doppio dei nostri friulani, quindi abbiamo addirittura un altro 1,2 milioni di friulani sparsi nel mondo e quindi questa può essere una bellissima occasione per metterli in contatto in questo particolare momento. Avere una rete televisiva per mettersi in contatto è fondamentale. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG. Nel notiziario si parlerà tra l'altro delle conseguenze per l'Udinese del protocollo soft che è stato approvato oggi dalla conferenza Stato-Regioni. Spazio poi naturalmente anche al mercato in casa dei bianconeri e del Pordenone e poi anche lo sci. Subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.